Presidente Serracchiani, un altro passo avanti per la terza corsia. Passo avanti importante, oggi ho firmato il progetto esecutivo del primo sublotto del quarto lotto, quindi sta proseguendo l'opera, iniziano i lavori nell'arco di una settimana, 10 giorni consegniamo appunto i lavori ed è, ripeto, un momento importante perché stiamo dando veramente una forma organica al cantiere e all'opera, opera che è interamente finanziata, stiamo lavorando sul progetto esecutivo del secondo lotto, entro il 12 di ottobre scade la gara e quindi pensiamo che se tutto andrà come deve andare entro l'anno aggiudicheremo anche il secondo lotto. Un cantiere che permetterà di dare lavoro a tante aziende locali? Sì, è stato aggiudicato questo lavoro alla CMB di Carpi, che però è in atti con due aziende, la CGS e la Celsa, che sono due aziende locali, quindi confermiamo, così come è stato rilevato anche dall'ANCE regionale, che la terza corsia è un'opera che sta dando lavoro, crea posti di lavoro in Friuli Venezia Giulia, l'edilizia non è più in caduta libera e quindi credo che sia davvero un segnale molto positivo. Quest'opera, il primo sublotto, è di circa 5 km, interesserà i comuni di Gonars e di Bagnaria Arsa ed è un'opera estremamente importante perché riguarda il nodo di Palmanova, che è un nodo di flussi notevoli sui quali abbiamo lavorato molto anche per far sì che l'opera possa essere fatta nel corso di un traffico ancora appunto in vita, esattamente come stiamo facendo con il terzo lotto. Presidente Castagna, la tempistica di quest'opera. La tempistica di quest'opera è presto detto perché con questa firma del decreto di approvazione della progettazione esecutiva si potrà dare la consegna dei lavori che avverrà nel giro di una decina di giorni e poi ci saranno 850 giorni per riuscire a terminare completamente questo primo sublotto. Sono convinto anche che proprio perché il contratto prevede anche un premio di accelerazione che forse si potrà anche recuperare qualche settimana, quindi penso che per l'inizio del 2020 e forse anche qualche mese prima, un mese o due prima, un mese al massimo, si riuscirà a avere quest'opera completata.